Sono tanti appassionati che si ritrovano qui in questa sala per manifestare la loro volontà non di avere contributi o regalie, ma di poter avere strumenti adeguati per poter garantire il patrimonio faunistico ed ambientale. Chiedono unicamente di poter continuare a cacciare nel rispetto delle loro tradizioni, oltre che nel rispetto delle leggi vigenti. Cacciatori a convegno. Superano abbondantemente il migliaio i cacciatori che si sono ritrovati a Vicenza per fare il punto della situazione sul settore. Due i nodi all'ordine del giorno. Da un lato è quanto mai urgente un piano faunistico venatorio regionale che auspichiamo possa essere approvato rapidamente, almeno per avere un'applicazione dalla stagione venatoria 2018-2019. Un piano che possa valere per i prossimi 5 anni senza dubbi e controversie. Dall'altro, da risolvere c'è un'altra annosa questione, quella delle deroghe, ovvero la possibilità, se le specie sono in buone condizioni, di cacciare anche quelle vietate. Un esempio per tutti è la caccia alla specie degli storni. Così, dal palco del Teatro Comunale Iberico viene lanciato un invito alla Regione Veneto. Le cacce in deroga sono permesse in tutti i 28 Paesi membri dell'Unione Europea e chiediamo che anche in Italia vengano permesse nel rispetto della direttiva. Sarà anche un grido da parte della Regione del Veneto al Governo nazionale che si è dimostrato inadempiente e non rispettoso della legge. In Italia, in Veneto come in Europa, è il grido dei cacciatori depositari di un sapere, quello appunto di saper cacciare secondo tempi, stagioni, tradizioni che si tramandano nel tempo a dispetto degli attacchi di ambientalisti e animalisti. Non vogliamo dare ai cacciatori del Veneto e d'Italia neanche una virgola in più di ciò che già hanno gli altri 7 milioni e mezzo di cacciatori europei, possibilmente neanche una virgola in meno.